Il vertice che si è tenuto ieri presso la prefettura di Agrigento ha definito il piano di ordine pubblico, sicurezza e logistica per l'imminente visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa programmata per il 4 luglio. I dettagli chiave emersi dall'incontro includono vari punti. Al tavolo del comitato provinciale hanno preso parte il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, il prefetto della Protezione Civile Renato Ciciliano, incaricato dal Consiglio dei Ministri per la gestione straordinaria dell'evento. Notevole sarà il dispiegamento delle forze armate che, con la massima allerta per la gestione delle migliaia di fedeli e delle pellegrini attesi, con un piano di sicurezza integrato che coinvolge la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Sulla gestione sanitaria e protezione civile sono stati predisposti protocolli di emergenza sanitaria e di afflusso e deflusso con il coinvolgimento del Dipartimento regionale per gestire i notevoli flussi di persone che arriveranno sull'isola. Il programma papale prevede l'atterraggio nella mattinata per una visita che toccherà i luoghi simbolo del dramma e dell'accoglienza. Sono previste tappe al cimitero, alla Porta d'Europa e al Molo Favarolo, con la benedizione della targa che intitola il Molo a Papa Francesco. Quindi alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa. Al termine il Papa saluterà le autorità presenti, i bambini, i malati e i volontari, quindi alle 12:30 il decollo dall'isola. Ma come si sta preparando Lampedusa all'arrivo di Papa Leone XIV? Lo abbiamo chiesto al primo cittadino Mannino e al capo della Protezione Civile Ciciliano. Ma poco fa diceva al tavolo, spesso e volentieri si viene qui in prefettura per parlare, tra virgolette, di cose brutte, di emergenza. Adesso, insomma, invece ci stiamo preparando ad una cosa bella. Lampedusa naturalmente continua a rimanere terra di frontiera, ma nello stesso tempo terra di umanità. È cambiata nell'approccio che si ha nell'affrontare appunto la questione migratoria, perché adesso c'è una gestione strutturata e penso che questo, insomma, in qualche modo ci venga riconosciuto anche dal Santo Padre, che insomma l'isola continua a rimanere, dicevo, questa terra di umanità, e in qualche modo viene a ringraziare quello che da sempre fa questa terra, questo piccolo scoglio in mezzo al Mediterraneo, salvare vite. Noi siamo un po' come una zattera in mezzo al mare, per cui è questo necessariamente il ruolo che deve avere la nostra terra. Il secondo Papa che viene a Lampedusa è un orgoglio per l'isola. Assolutamente sì, è il secondo Papa che viene a Lampedusa e che peraltro Papa Francesco sarà ricordato con l'intitolazione del Molo Favaloro che appunto faremo ad un altro Papa che è stato sulla nostra isola. L'isola naturalmente è molto emozionata per questa visita, tutti ci stiamo mobilitando, c'è una grande sinergia tra la prefettura e il governo regionale che sin da subito ha sposato questa iniziativa. Adesso si aggiunge un ulteriore supporto dal governo nazionale, speriamo che tutto riesca per il meglio. Che è stato organizzato qui in prefettura alla presenza anche del capo di gabinetto del ministro dell'Interno, per sottolineare quanto fosse e quanto è importante ovviamente la corretta organizzazione di questo evento, come ovviamente di tutti quanti quelli che interessano la presenza di Sua Santità Papa Leone XIV. Per quanto riguarda Lampedusa è ovvio ed è di tutta evidenza che ci sono delle complessità in più legate all'insularità ma anche alla distanza, e quindi è stato necessario puntualizzare e mettere a fattore comune quelle che sono le particolari esigenze per questo evento epocale, e che ovviamente va previsto anche fin nei minimi particolari per evitare di dover gestire l'imprevisto in situazioni di emergenza.